su questo aspetto. Comparazione che non è teso soltanto a ritrovare elementi di analogia, ma anche molto elementi di differenza. E da questo punto di vista io credo che qui si aprano una serie di esempi particolarmente significativi su cui poi interverrà Guido dando corpo a questo aspetto, ma anche aperto ad altre questioni di cui tratteremo oggi pomeriggio, e qui appunto è per spiegarvi un po' la struttura di questa giornata di studio. Spunti che riguardano l'importanza, il ruolo, il peso, la capacità o meno di interpretare alcune idee dei progettisti. Le figure degli ingegneri e degli architetti non sono stati secondari rispetto all'interpretazione. Questo è un tema su cui torneremo nel pomeriggio con alcuni degli interventi del pomeriggio. E anche la questione del paesaggio, che anche questa Eleni ha fatto una serie di cenni alla questione dell'aspetto paesistico, l'importanza attribuita all'orografia. Sono questioni che ritroveremo oggi in uno degli interventi di oggi pomeriggio, proprio relativi a protagonisti, interpretazioni, modi di pensare il paesaggio anche nella progettazione veneziana. E a questo punto parola a Guido Zucconi. Pensa poco. Allora, vediamo se trovo il mio... Il modello Guido Zucconi, Università UAV di Venezia, il modello della città giardino nella sua versione italiana ecco. E soprattutto milanese. Anzi, togliamo l'italiana, diciamo milanese, basta. Bene, diciamo anche milanese. Di fronte all'intervento di Eleni, per differenziarci. Anzi, sottolineo un aspetto, che le due vicende, quella romana e quella milanese, procedono in modo assolutamente indipendente, sia come vedremo sul piano formale, sia per il fatto che non ci sono punti di contatto tra le due vicende. I personaggi sono divisi, i personaggi, gli attori, le stesse istituzioni che intervengono. Parto da questa immagine del Milanino perché mi permette di collegarmi direttamente a quello che ha detto prima di me Eleni, cioè dell'idea prima di tutto di un controllo collettivo sull'espansione urbana. Anzi, forse più che di movimento per la città giardino dovremmo parlare di un tentativo, forse un movimento, insomma, di un'azione destinata a creare delle forme alternative di sviluppo urbano nelle parti periferiche o semiperiferiche della città. Questa mi sembra una collocazione più adatta per quello che diciamo. Il termine città giardino, come vedremo a Roma, a Milano, ha dato origine a una quantità enorme di equivoci e anche ad una letteratura abbastanza inutile. Adesso non voglio fare dei nomi, ma io mi ricordo alcuni articoli di Comunità, Carlo Santi, che è stato il mio professore, che per altri versi è stato un bravo studioso, l'equivoco della città giardino, no? Come la città giardino non è stata fatta per gli operai, in realtà non è stata fatta per chi lavora. Benissimo, queste cose le sappiamo e non ce le raccontiamo di nuovo. Invece credo che questa immagine sia particolarmente significativa perché il Milanino nasce a partire dal 1906, le prime idee, da un attore che non troviamo in altre situazioni, ne ha già accennato Eleni, l'Unione Cooperativa Italiana, ma in realtà era un affare tutto milanese e lombardo, dominato da questa figura Luigi Buffoli, sul quale ultimamente sono usciti alcuni importanti contributi ai quali io mi riferisco e dai quali ho imparato molto. Buffoli era un uomo estremamente pratico, aveva cominciato come garzone di drogheria, partendo dalla sua nativa Chiari in provincia di Brescia. Poi via via si era accorto dei grandissime prospettive che le cooperative di consumo che nascevano allora, cioè cooperative che potevano vendere anche fuori dalla cerchia dei soci, e lo stesso varrà, vedremo, per il progetto del Milanino. Buffoli decide nel 1906 di costruire un villaggio, anzi più che un villaggio, una città, si parla di città, nella prima ipotesi si parla di 36.000-40.000 persone, e nell'idea di avere 4 persone per lotto, da un'ipotesi di circa 1.000 lotti. L'Unione Cooperativa è estremamente liquida, teniamo conto di questo, ha capitali, quindi è in grado di comprare l'intero terreno e di destinarne una parte
la prima parte che sarà realizzata ad una cooperativa di inquilini, la SACIM, Società Anonima, SACIM, Società Anonima, vabbè, non importa, lasciamo stare l'acronimo, e il resto invece viene venduto a privati. Cioè l'idea è di una soluzione mista tra semipubblico, chiamiamolo così, definiamo così l'unione cooperativa, e iniziativa privata. Ed è una formula che si rivelerà di successo, al punto tale che nel 1920 ci sarà un ampliamento. A sud del Milanino, lo vediamo dopo, nascerà il quartiere Regina Elena, delimitato a nord dal Milanino, a sud dalla nascente autostrada per Brescia, che ha un carattere assolutamente privato, ma però segue la stessa morfologia, è una sorta di continuazione del disegno che l'ingegnere Giannino Ferrini, dipendente del Comune di Milano, aveva tracciato per conto di Luigi Buffoli. Quindi questa immagine ci dà l'idea dell'obiettivo, di uno degli obiettivi principali del progetto. Il controllo sulla forma, almeno sulla morfologia della città, indipendentemente da quelli che saranno poi gli attori. Possono essere pubblici, semipubblici o privati. Naturalmente l'unione degli inquilini, la cooperativa degli inquilini utilizza la legge Luzzatti, quindi in qualche modo entra nel solco di quella che possiamo chiamare edilizia pubblica. Nasce nel nord Milano e viene collocata nel nord Milano, vedete, non so se riuscite a vedere, il Milanino è collocato qui, lungo la tranvia che da Cusano porta a Monza. È una tranvia che va in controtendenza, perché vedete le tranvie tendono in forma radiale a convergere su Milano. E lasciatemi fare un po' il professorino, per chi non conosce bene Milano, sappiate che Milano, come Treviso, come molte altre città dell'Alta Padania, sorge sulla linea delle risorgive. In altre parole, a nord il terreno è asciutto e ha dato origine a una stentata agricoltura di piccoli proprietari. A sud la presenza dell'acqua ha dato origine ad una fiorente agricoltura. Ancora oggi lo sviluppo di Milano, lo sviluppo industriale, edilizio, è tutto rivolto verso il nord. Ancora oggi se uscite da sud da Milano trovate quasi immediatamente la campagna, vi trovate in campagna. Quindi alla Rai BE Conference a cui ha già accennato sia Donatella che Eleni, il relatore ufficiale per l'Italia Mario Cattaneo, un altro dipendente del Comune di Milano, dirà: il signor Buffoli, nel pensare alla prima città giardino italiana, con un compasso ha tracciato un cerchio di 10 chilometri e ha individuato lungo la linea di questo cerchio la migliore collocazione. E questo è semivero, anzi è quasi del tutto non vero. Intanto sono 6 chilometri dal centro di Milano, ma poi soprattutto si tratta di un semicerchio, cioè la collocazione non poteva essere che nel cerchio, nella porzione settentrionale, dove proprio nel periodo precedente alla nascita del Milanino era nata la Milano industriale. Inutile che vi citi le periferie di Boccioni o i tanti progetti per il nord Milano come quello di Gino Belloni, ma tutto lo sviluppo industriale della grande industria, la Pirelli, la Breda, la Falca, Brown Boveri, è tutta collocata in uno spazio non lontano dal luogo dove sorgerà il Milanino. Quindi attenzione quando noi diciamo, ma come dice Carlo Santi, come dirà anche Aldo Rossi l'architettura della città, in realtà la città giardino non è una città giardino perché è lontana dal lavoro, è un semplice sobborgo. No, in realtà il lavoro c'era già, bisognava portare la residenza e le abitazioni laddove non c'erano, e in questo la vicenda del Milanino assomiglia abbastanza a quella di Marghera. Anche il villaggio di Marghera nasce là dove il lavoro c'è già, è una sorta di supporto ad una condizione molto complicata per i lavoratori che viene a crearsi dagli insediamenti industriali. La tranvia ha questo ruolo fondamentale, anzi si favoleggia di una monorotaia, ho letto qualche accenno che doveva essere progettata, una linea diretta dal Milanino al centro di Milano, ma non ho trovato tracce visibili. L'Unione Cooperativa, che era nata nel
1888, per volontà dello stesso Buffoli, aveva enormemente sviluppato il commercio, soprattutto dei generi alimentari e dell'abbigliamento, con prezzi straordinariamente competitivi. Ecco, non ho capito perché, ad esempio, oggi il sistema cooperativo non riesce a essere così concorrenziale, per quanto ci vengano a raccontare che la Coop siamo noi, in fondo i prezzi della Coop non sono tanto più bassi di quelli del resto. Allora non era così, allora era radicalmente più basso il prezzo offerto per gli alimentari e l'abbigliamento, al punto tale che l'Unione Cooperativa sviluppa una serie di iniziative collaterali anche nel settore delle abitazioni. Il Milanino è l'ultimo atto di una serie di episodi. Questa è la sede centrale, Luigi Buffoli, vediamo qua il medaglione, morirà poco dopo, nel 1913, ma attraverso una serie di contatti significativi, ad esempio proprio questa nuova letteratura su Buffoli e l'Unione Cooperativa ha rivelato un passaggio molto interessante. Il cognato, Carlo Fontana Ru, che vedete quel signore elegante a destra, aveva sposato una sorella di Buffoli, era un valdese dedito a opere di bene. Sul sito dell'Unione Valdese ho trovato varie informazioni dedicate a questo signore e spinge in qualche modo il cognato verso la costruzione di alloggi per i ceti meno agiati. Ru presenta a Buffoli Joseph Rowntree. Quindi in effetti, oltre al riferimento a Letchworth e ad Hampstead che è stato già fatto, bisogna chiamare in causa un terzo riferimento che, scusate, dopo torniamo a questi, che è New Earnswick. New Earnswick è stato costruito pochi anni prima, a cominciare nel 1904, nella parte nord-orientale dell'Inghilterra, verso il mare del nord. Rowntree è un industriale dolciario, caramelle, ancora oggi è un marchio importante. È un progetto sempre di Unwin, ma che nasce con un disegno molto meno preciso, però c'è un asse centrale, vedete, Station Avenue, e questo è un motivo che troveremo anche prima, sarà ricorrente. Ma scusate, torniamo indietro. L'Unione Cooperativa, che aveva dentro di sé sia delle componenti socialiste umanitarie, il socialismo riformista di Bissolati, Turati, non dimentichiamoci che Filippo Turati è per molte di queste esperienze milanesi il trade union, vedremo, sia tra l'Unione Cooperativa e l'umanitaria, che chiameremo in causa fortemente. Quindi c'è anche una componente religiosa, una componente che però insieme al socialismo umanitario porta verso l'idea che i profitti devono avere, come dire, una destinazione di carattere collettivo legata al bene pubblico. E quindi Buffoli ritaglia dai notevoli profitti dell'Unione Cooperativa un settore per la costruzione di alloggi per i disagiati, e si comincia con i dormitori pubblici, alberghi pubblici, anzi albergo popolare è il nome ufficiale. Il primo è quello di Via Colletta, modesto, ma poi poco prima del Milanino viene realizzato questo importante progetto, l'albergo popolare di Porta Genova. In questo caso siamo dalla parte opposta rispetto alla zona industriale, siamo a sud di Milano, come dice il nome Porta Genova, ma è uno dei più grandi alberghi popolari costruiti allora. Buffoli a un certo momento dice, siamo nel 1906-1907, fino a questo momento abbiamo provveduto ai singoli, ai poveri operai che soprattutto dall'Alta Lombardia vengono a lavorare in città e non trovano un alloggio decente, ora pensiamo alle famiglie. Ecco l'incipit del Milanino, molto più che il riferimento ai modelli di Città Giardino. Questa è la sede dell'Unione Cooperativa in Via Meravigli. Oggi, per darvi un'idea di quanto fosse sviluppata l'Unione Cooperativa, è la sede della potente Camera di Commercio di Milano. Potente anche perché, tra le altre cose, la Camera di Commercio di Milano è la maggior azionista della Fiera di Milano. Questo per darvi una piccola idea. E vedete questo manifesto che mi pare interessante, dove mette insieme tra le realizzazioni dell'Unione Cooperativa, mette l'albergo popolare, l'enopolio e la sede stessa.
abbiamo visto qua. Ecco, quindi nel 1908 incarica un ingegnere del comune, Giannino Ferrini, di disegnare un piano, e Giannino Ferrini si fa aiutare da altri due ingegneri igienisti, che sono Rondoni e Magnani, che tra l'altro nello stesso periodo stanno collaborando alla redazione del piano regolatore di ampliamento di Milano. Nasce, come vedete, in modo molto diverso da quello che abbiamo visto nei casi romani. I casi romani, che ci ha mostrato Eleni, si caratterizzavano per una forte presenza di un centro civico caratterizzato in senso architettonico. Qui non c'è nulla. Vedete quella grande, quella specie di cerchio a raggiera che vedete, in realtà poi ospiterà la tomba, il monumento dedicato a Buffoli. Doveva essere un monumento alla cooperazione, poi diventa un monumento a Buffoli. Lo stesso asse centrale doveva essere Viale della Cooperazione, e così si chiamerà nei primissimi anni, poi diventa Viale Buffoli. Buffoli muore molto presto, nel 1913. Poco dopo fallirà la cooperativa degli inquilini. Ecco qua introduco un problema di natura critica, al quale veramente non so dare risposta, anzi un'ipotesi ce l'ho e ve la dirò prima. Allora, l'Unione Cooperativa costruisce quella che passa per essere la prima città giardino italiana, ma non sarà così, vedremo, e diciamo tra i maggiori propagandisti della Milanino, dell'ipotesi del Milanino, ci sono alcuni autorevoli esponenti dell'umanitaria, a cominciare da Alessandro Schiavi. Alessandro Schiavi è uno dei massimi dirigenti dell'umanitaria tra il 1901 e il 1911, prima di diventare assessore del Comune di Milano, è il direttore dell'ufficio lavoro dell'umanitaria, quindi un ufficio molto importante. E diciamo subito che l'umanitaria, per chi non lo sapesse, nasce alla fine degli anni 90 sotto una diretta affiliazione con il neonato Partito Socialista. È una sorta di braccio operativo del Partito Socialista, ovviamente sempre dell'ala più moderata, dell'ala che vuole, come dire, intervenire nella società, che non aspetta l'ora della rivoluzione, ma vuole preparare le condizioni. L'umanitaria ha come scopo l'emancipazione della classe operaia e come primo obiettivo immediato l'attivazione di una serie di corsi serali per uomini e donne lavoratrici, perché siano emancipate. Poi dal 1905, sotto l'impulso dello stesso Alessandro Schiavi, si dedica anche alla costruzione di alloggi per operai. Qui vediamo, scusate, l'ho messo perché ecco, le case popolari e le città giardino è il nome della rivista che nasce nel 1909-10, che esce per pochi numeri. Un titolo molto simile è quello del libro di Alessandro Schiavi, Le case a buon mercato e la città giardino 1911, e sulla stessa linea è l'intervento di Mario Cattaneo alla Rai BE Conference. Allora, il problema è questo: come mai una serie di personaggi che, come Alessandro Schiavi, magnificano la città giardino, magnificano il Milanino, ne parlano come della prima città giardino, poi come responsabili dell'umanitaria costruiscono in modo completamente diverso? Vedremo i quartieri dell'umanitaria che hanno un carattere, un rapporto tra i volumi e lo spazio totalmente diverso. Da Letchworth, scusate, ritorno al Milanino, sicuramente Ferrini prende un aspetto, non certo, come dire, l'idea di costruire una città omogenea, una città che convive con il mondo dell'industria, ma l'idea di un asse centrale su cui si organizza, si articola la composizione generale, che poi ai lati prende forme più diverse. Da questo punto di vista, secondo me, il Milanino, cioè da un punto di vista solamente formale, topografico, può essere preso come il trade union tra Letchworth e Marghera. Anche a Marghera c'è l'idea di un asse centrale molto forte. Ecco, ma quello che non prende però il Milanino, assolutamente non prende, è un po' tutta la tradizione italiana, è l'idea molto forte degli inglesi, a cominciare da Unwin, sia a Letchworth che a Hampstead, di una sorta di normalizzazione edilizia. È vero, la bassa densità costa, ma però attraverso
la razionalizzazione, attraverso la ripetizione dei tipi, noi riusciamo a creare, a offrire sul mercato, a mettere sul mercato, ad offrire alla classe operaia degli alloggi che costano meno di quanto non costerebbero quelli offerti dal mercato. E quindi tutto ciò che avviene a Letchworth, ad Hampstead, a New Earthwick e nelle varie, chiamiamoli sobborghi giardino, città giardino, come volete, è uno sforzo molto intenso per arrivare a forme di unificazione edilizia, cose che non vedremo mai nei villaggi giardino, chiamateli come volete, italiani. Anzi, c'è una sorta di esaltazione della diversità. Allora, questo viene anche detto con molta chiarezza da Giovanni Broglio. Giovanni Broglio è uno dei fondatori della rivista Le Case Popolari della Città Giardino, lavora sia per l'ICP, per l'Istituto Case Popolari, che per il Comune di Milano, è un altro ingegnere che ruota, diciamo, attorno all'umanitaria, che ha una parte importante dell'umanitaria, è colui che redige il regolamento edilizio del Milanino, che per molti aspetti è molto interessante, perché c'è chiaramente un tentativo di mettere insieme l'uniformità del piano con la diversità dei singoli interventi. Se voi anche oggi vi recate al Milanino, lo attraversate, ci sono parti più o meno conservate, parti meno conservate, ma la prima cosa che vi salta all'occhio è la frammentazione architettonica. Da questo punto di vista il Milanino non è tanto diverso dagli altri quartieri residenziali che sorgono ai margini della città, dal Lido, da Albaro a Genova, dalle tante città giardino fasulle che sorgono alla periferia delle città venete. Ogni città veneta a una città giardino. Mi ricordo una delle prime affermazioni che ho sentito fare in un corso di storia urbanistica: attenzione, voi venite da città dove c'è una città giardino, ma non è una città giardino. Ecco, vedete, questa è una delle rare immagini proposta dall'Unione Cooperativa dove si tenta di offrire un'immagine unitaria del Milanino, che poi non ci sarà, non esisterà, neanche nella parte, come dire, che è nata all'interno dell'Unione Cooperativa, quindi una sorta di parte cooperativa. Ecco, fin dall'inizio, come si arriva, dà subito l'impressione della diversità. Cusano Milanino è il nuova denominazione che prende il comune, che si chiama Cusano al Seveso, ma che va a più che raddoppiare la popolazione, quindi il nome viene cambiato in Cusano Milanino. Ecco, vi dicevo della Town Planning Conference, dove Cattaneo ci racconta un po' di bugie, nel senso che, adesso io non voglio fare quello che piglia in castagna gli autori, lungi da me, ma insomma ci descrive il Milanino come in realtà non è la prima città giardino italiana, nata secondo i dettami di oro. Ogni tanto però si sbaglia, lo chiama sobborgo giardino. Avevo qua la relazione, ma non c'ho voglia di leggere, relazione che sarà tra l'altro poi riportata nella rivista Le Case Popolari e la Città Giardino. E anche lì c'è un equivoco, perché Le Case Popolari e la Città Giardino nasce sotto l'egida dell'umanitaria. E perché l'umanitaria non costruisce città giardino, non costruisce quartieri a villini, ma costruisce case alte? Questa è la domanda. Cattaneo aderisce completamente al modello, a quello che ha detto Eleni, anche nel passaggio da città giardino a sobborgo giardino, la distanza dalla città, il fatto di creare sistemi alternativi. Ecco, ma guardate questa immagine del Milanino, questa è un'immagine del più o meno quella di sinistra del periodo in cui scoppia la guerra, la prima guerra mondiale, e si blocca il Milanino. Quella è la parte realizzata che più o meno corrisponde ai lotti che si è tenuta la cooperativa di inquilini. Ma guardate a destra e fate un confronto con quello che avete visto degli esempi romani di Eleni, no? I pochi edifici pubblici come il Palazzo Sociale o il ristorante collettivo sono collocati senza nessun rilievo di carattere né topografico né architettonico all'interno di una maglia abbastanza omogenea. Gli elementi di rilievo sono il serbatoio d'acqua, lo Château d'eau, che in parte ci ha già mostrato Eleni perché figurerà nel francobollo celebrativo, e il monumento alla cooperazione a Buffoli collocato nel già da questa immagine vedete che l'intorno
estremamente frammentato. Ecco il francobollo che ci ha già mostrato, ecco questo highlight architettonico che è lo Château d'Eau di Milanino. Il villino moderno, questo concorso che viene bandito dagli stessi che stanno magnificando le virtù del villaggio città giardino, è una sorta di inno alla frammentazione. Il villino moderno, favorito dalla stessa rivista Le Case Popolari e la città giardino, ha un notevole successo, al punto tale che avrà una prima edizione, vedete questa del 1911, insomma subito dopo il concorso del 1910, e nasce come una sorta di coda dell'episodio milanino, e poi avrà una ripresa nel 1923 con nuovi villini. Anche qui, ça va sans dire, si tratta di 100 fiori, 1000 ipotesi. Questo l'ho messo perché è un progetto di Sant'Elia. Sant'Elia partecipa al concorso Il Villino Moderno. Lo vediamo in una prima e in una seconda edizione. Nel frattempo Sant'Elia, come voi sapete, è deceduto sul Carso, ma evidentemente aveva presentato più di un progetto. E queste sono tutte immagini riprese da Il Villino Moderno. C'è una voglia di nord, come si vede anche in alcune realizzazioni. Milanini è un misto di riferimenti al nord, chiaramente influenzato dagli esempi inglesi, e di riferimenti a villini come quelli che troviamo in tutte le periferie italiane, Roma compresa. Tipo di edilizia la troviamo al Lido, la troviamo ad Albaro, la troviamo in qualsiasi. Ecco, nel 1920 si realizza una sorta di prosecuzione. Vedete, quello che vedete, la strada che attraversa, non so se vedete la freccia, la vedete? La vedete? Ecco, questa è la via percorsa dal tram, quindi corre da Cusano a Cinisello, ed è, come dire, l'arteria che dà sangue e vita al Milanino, delimitava la parte sud, e invece la parte immediatamente al di sotto viene realizzato da un ingegnere di cui non mi ricordo il nome, ma non fa parte del gruppo che abbiamo detto, realizza questo quartiere che, vedete, dal punto di vista morfologico continua il Milanino, ma lo continua anche nella frammentazione. Qui si spiega di più perché è un quartiere di iniziativa privata, destinato ai privati. Si vendono i lotti, i quali sono solo soggetti al regolamento edilizio. Questa è l'unica condizione. Nel frattempo, però, nel 1920, esattamente quando parte la vicenda del quartiere Regina Elena, il regolamento edilizio del Milanino, che era cosa diversa dal regolamento edilizio comunale, viene incorporato dentro il regolamento edilizio del comune per le zone di espansione. Quindi sembra fatta apposta perché anche il quartiere Regina Elena sia sottoposto alle stesse norme, che non vi descrivo, ve le potete immaginare, un rapporto tra verde ed edificato molto generoso, distanze molto generose, una bassa densità. Alessandro Schiavi, questo personaggio importante della vita politica italiana, a cui recentemente sono stati dedicati studi importanti, no? Ne voglio citare almeno due se li trovo, se no, ad esempio quello di Silvia Bianciardi, La casa e la città, quello di Giovanni Silei, socialista riformista, quello di Carlo De Maria, Alessandro Schiavi, dal riformismo municipale alla Federazione Europea dei Comuni. Ecco, secondo me la tradizione di studi milanese, continua in questa divisione, ha privilegiato più gli aspetti amministrativi gestionali, di cui sappiamo molte cose. La scuola romana, di cui abbiamo avuto un buon esempio con l'intervento di Eleni, ha più studiato questi interventi da un punto di vista architettonico e formale, cosa che invece a Milano è stata fatta molto poco. Alessandro Schiavi, che si definiva un imprenditore del municipio, un imprenditore municipale, e il termine mi sembra molto significativo, avrà una lunga vita, farà in tempo ad essere deputato o senatore, non lo so, nel Parlamento italiano dopo il 45 per il partito prima socialista, poi socialdemocratico. Ci sarà la scissione, e farà in tempo nel 53, in un numero quasi monografico che Urbanistica dedica alla città giardino, a parlare di quell'esperienza, a parlare del viaggio compiuto nel 1907 con Benoît Lévy,
Eleni, a vedere la differenza tra Letchworth e Hampstead, ad apprezzare di più Hampstead di Letchworth, eccetera, eccetera. E vi ho detto, scriverà, lo sappiamo molto bene, questo libro, Le case a buon mercato e le città giardino, che si conclude col Milanino, che presenta come la prima importante realizzazione del movimento per la città giardino, un movimento che, tra parentesi, l'Associazione per la città giardino era nata nel 1908 a Roma da un misterioso ingegnere che si chiama Paolo Tucimei, misterioso poveretto perché poi non avrà seguito la sua opera all'interno di questo, chiamiamolo, movimento. Era diventato tale, secondo me, perché Paolo Tucimei era il ministro degli esteri, chiamiamo così, dell'Associazione Ingegneri Architetti, e come tale aveva partecipato a tutta una serie di convegni internazionali, compresi quelli sull'housing, che cominciano prima dei convegni sulla città giardino, e forse in quel contesto, anzi quasi sicuramente, qualcuno gli aveva suggerito di dare vita ad un'associazione italiana, cosa che non avrà seguito. Metto anche questo volumetto di Schiavi perché Schiavi nel 1911 passa dall'Umanitaria al Comune di Milano, di cui sarà assessore all'edilizia pubblica per lungo tempo e sarà l'origine di molte realizzazioni. Ecco, soffermiamoci sull'Umanitaria, la quale da un certo momento in poi sarà molto dedicata alla definizione di tipi unificati per gli alloggi operai. All'esposizione del 1906, l'esposizione di Milano, il padiglione dell'Umanitaria nel Parco di Milano, nel Parco Sempione, era costituito da una sorta di alloggio tipo, un vano a soggiorno e un vano cucina tinello per una casa operaia, dove molto si era soffermato soprattutto sulle componenti di arredo, cioè più in realtà il padiglione era un contenitore di oggetti per lo più prodotti da affiliati o persone che ruotavano attorno all'Umanitaria. Quindi una forte spinta verso l'unificazione almeno delle componenti d'arredo, che poi avrà un seguito. Ci siamo un po' dimenticati del ruolo che l'Umanitaria ha avuto nel contesto milanese italiano. Vi ricordo, per chi non lo sapesse, che è dall'Umanitaria che nascono prima le Biennali di Monza e poi la Triennale di Milano. Nascono come esposizioni di arti decorative lombarde nel Parco di Monza. L'Umanitaria produce questa idea, in parte solo realizzata, di un'università delle arti decorative da collocare nelle scuderie della Villa Reale di Monza. Tutto questo è stato un po' dimenticato, secondo me, in questa ricerca della rottura che soprattutto i nostri colleghi progettisti hanno molto forte, parlando del Novecento. Si sono un po' dimenticati questi figli, ad esempio Guido Marangoni, che è responsabile dell'Umanitaria e che segue da vicino questo padiglione e che poi, tra le altre cose, sarà il fondatore di Casabella nel 1928. Ecco, vedete, immagini del padiglione dell'Umanitaria dove l'involucro era poca cosa, costruito in legno, ma l'interno però dava, come dire, apriva la strada ad una via che sarà solo in parte percorsa e sicuramente non è percorsa da tutti quelli che ruotano attorno al cosiddetto movimento per la città giardino. E guardiamo quello che realizza l'Umanitaria. L'Umanitaria realizza un grande quartiere a Milano, in via Solari. Siamo in una posizione abbastanza centrale. Via Solari è a pochi passi dalla Cinta dei Bastioni. Adesso è una zona assolutamente centrale. Vedete in alto uno dei blocchi tipo disegnati da Giovanni Broglio. Siamo nel 1906, per cui siamo esattamente nello stesso periodo. In basso vedete il Teatro del Popolo che viene costruito. Questo manifesto l'ho messo perché in qualche modo si parla degli scopi, ma non c'è il tempo di leggerlo. Ecco, vedete la localizzazione? Questa qua è la Cinta dei Bastioni, quella che delimita il centro di Milano, zona 1. E questa è la localizzazione del quartiere Solari. Un quartiere importante mi pare siano 4-5 mila persone, che all'inizio aveva un carattere molto più denso, poi si arriva a più miti consigli e si arriva a questo tipo di edificazione. Sono case alte che corrono per lo più lungo i margini dell'isolato, lasciando un'ampia dotazione di verde e anche di servizi collettivi come quelli che vedete al centro.
Queste sono case, non dico destinate alla classe operaia, ma che sicuramente hanno, come dire, dei referenti, hanno dei possibili beneficiari che sono da ricercare, diciamo, in quelle che Carlo Marx aveva definito le aristocrazie operaie, tipografi, operai specializzati, capi officina. Quello che vedete è metà dell'intervento, per cui specularmente viene moltiplicato anche nella parte alta. Sembra di vedere un po' quello di convergere in quel tipo di riflessioni che faranno Le Corbusier e gli altri negli anni 20 e in parte anni 30 sui vantaggi dell'alta densità, cioè ragionare sull'alta densità, la quale di per sé non è un male, dipende da come la si usa, dipende da come si organizza il rapporto tra spazi pieni e spazi vuoti, tra verde ed edificazione. Ma niente a che vedere con quanto Schiavi continua a scrivere dicendo che basta con gli alveari, dobbiamo fare in modo che la classe operaia viva in casette civettuole nel verde. No, frase che ho. E questo è il secondo quartiere che costruisce l'Umanitaria, questo è quasi contemporaneo al Milanino, anche qui un'edificazione alta che segue il filo dell'edificato e che però permette all'interno di avere una discreta dotazione di verde e di servizi. Tra l'altro questi interventi di Giovanni Broglio con Alessandro Schiavi come regista condizioneranno moltissimo l'edilizia pubblica milanese, cioè possiamo prenderli veramente come anticipazione di quella che sarà la politica dell'ICP e del municipio milanese negli anni a seguire, soprattutto negli anni 20 e 30. Ci sono interventi di villaggi giardino come il Baravalle o il Villaggio dei Fiori che sono però interventi sperimentali che avranno pochissimo seguito e che saranno realizzati per lo più con materiali effimeri che saranno demoliti non molti anni dopo. Ma resta, vi dicevo, questa forte impronta formale, secondo me, che si trasmette nel tempo. Cesare Chiodi, liberale, personaggio esterno al mondo di cui abbiamo parlato, che sarà assessore anche lui all'edilizia pubblica, che riuscirà in qualche modo a convivere con il fascismo, farà il presidente del Touring Club italiano, ma insomma però riuscirà ad avere un ruolo nel proporre un disegno per il piano regolatore di ampliamento di Milano nel 1927, propone anche lui una serie di città satelliti, oramai la città giardino si chiama così, i quali, come vediamo qua, siamo nel solito nord di Milano, hanno un carattere formale che ci ricorda moltissimo sia il Milanino, sia Letchworth, sia ovviamente Marghera. Sono tutti esempi presi dalle sue proposte, anzi direi che è uno schema che si ripropone spesso, no? Questo dell'asse centrale che si conclude con una sorta di esedra. Allora, per arrivare ad una conclusione e per spiegare questa sorta di discrasia tra quanto viene detto da Broglio, Cattaneo, Schiavi e da quello che poi sono le realizzazioni vere, io credo che nel fondo quello che Schiavi pensava, dico Schiavi perché forse era il più lucido, c'era la profonda coscienza che non fosse possibile proporre per la classe operaia un tipo di insediamento a bassa densità, che questo fosse troppo costoso, che non potesse, che volendo costruire delle vere case per gli operai non si potesse prescindere da interventi ad alta densità. Ecco che allora il termine le case popolari e le città giardino o le case buon mercato e le città giardino sembra più un'antinomia più che una sorta di appaiamento, una di quelle antinomie che piacevano a Manfredo Tafuri. Non tutti forse si ricordano di Manfredo Tafuri, che nei titoli dei suoi libri creava sempre un'antinomia, la sfera, il labirinto, Venezia e il Rinascimento, dove il Rinascimento era da intendere come qualcosa di totalmente estraneo a Venezia. Anche qui, allora, o si costruiscono, non chiamiamole città giardino, ma interventi a bassa densità come quelli del Milanino, o si costruiscono case popolari. Sembra che questa sia un'alternativa più che un binomio indissolubile. Per concludere, ritornare a cari ricordi che abbiamo tutti e a quanto sia Donatella che Leni hanno ricordato, ricordo che proprio qui
nel 1991, facemmo un convegno che si chiama Camillo Sitta e i suoi interpreti, è già stato in parte ricordato, e pensando a quello viene in mente che forse sarebbe il caso di parlare di Ebenezer Howard e i suoi interpreti, perché in realtà in ogni paese c'è una declinazione diversa e molto lontana dal modello di città giardino. Penso al caso che conosco meglio, la Germania, che viene spesso indicato a modello. Per chi non lo sapesse, più o meno negli stessi anni del Milanino nasce Hellerau, alla periferia, insomma abbastanza lontana da Dresda, ma non è l'associazione per la città giardino, che in nessun paese funziona da motore, è un industriale privato, un industriale del legno che si chiama Carl Schmitt, che ha fondato e dirige una fabbrica di mobili, il quale decide di trasferirsi in campagna e attorno alla fabbrica di mobili costruire una sorta di città modello, appunto quella che viene chiamata la prima città giardino tedesca, Hellerau, con l'H iniziale. Ma anche qui siamo ben lontani dal modello canonico. Insomma, per concludere, mi sembra un campo dove dal punto di vista critico c'è ancora molto da fare. Grazie.